Presidente, qual è la situazione del comparto agricolo odierno in Sicilia? Si parla di una desertificazione dei terreni per via appunto della crisi dell'agricoltura. Lei che ha il posto in mano di una associazione sindacale regionale sicuramente ce lo può dire. Dice bene, c'è un rischio desertificazione dovuto anche alle temperature, il clima sta cambiando, i cambiamenti climatici, ahimè, sono ormai un compagno di viaggio, quindi le nostre culture vengono danneggiate spesse volte dall'eccessivo caldo in estate e da violenti acquazzoni nel periodo invernale. Di contro c'è un caro costi di gestione delle nostre aziende agricole che non trova riscontro nella vendita di prodotti che invece, causa globalizzazione, causa conflitto russo-ucraino, causa la concorrenza spietata e incontrollata che c'è dall'estero, vengono sempre più mortificati. Quindi oggi si produce a dei costi di gran lunga superiori a quelli degli anni passati per il caro materie prime e di contro i nostri prodotti valgono sempre meno. Questo, ahimè, è un problema di ordine economico di una grandezza enorme, ma comincia a diventare un problema di ordine sociale perché molti imprenditori cominciano a non coltivare, quindi col conseguente disastro ambientale che si viene a creare, ma è un problema sociale perché, ahimè, molte persone stanno perdendo il loro posto di lavoro e veramente ne pagheremo un po' tutte le conseguenze. Quindi il problema non sarà più dell'agricoltore o dell'imprenditore agricolo, ma ahimè riguarderà tutta la società. Uno dei settori più in crisi è quello dell'uva. Lei è anche un produttore in questo senso, quindi ci può dare anche la sua doppia interpretazione. Ma è un problema sull'uve da tavola, sull'uve da vino, ma devo dire sugli ortaggi. Certo, ultimamente quest'anno siamo usciti con le ossa praticamente spezzate, se mi consente la metafora, nella campagna delle uve da tavola. C'è un movimento in atto, comune di Canicattì, comune di Mazzarrone, consideri che ci sono oltre 20.000 ettari che vengono interessati da queste coltivazioni. Siamo stati la scorsa settimana al Ministero accompagnati dall'onorevole Tardino, siamo stati la settimana scorsa il mercoledì poi in commissione attività produttive convocati dall'onorevole Vitrano e dall'onorevole Savarino che si è fatta promotrice di questo incontro con organizzazioni di categoria, sindaci dei comuni di riferimento, quindi Canicattì e Mazzarrone, organizzazioni produttori, gli OP e i relativi consorzi di produzione. Ecco, abbiamo manifestato tutta la nostra difficoltà che c'è, le nostre criticità, le nostre perplessità e le nostre preoccupazioni. Abbiamo invitato sia il governo nazionale che il governo regionale immediatamente ad approntare delle misure tampone che possano ristorare gli agricoltori delle perdite subite, quindi un aiuto immediato che possa arrivare all'agricoltore, un po' come è stato fatto nel decreto regionale di fine anno per i produttori di latte, per la crisi russo-ucraina. Abbiamo chiesto pure questo per le uve da tavola che sono finite al macero, quindi con dei prezzi ridicoli, 7 centesimi a fronte di un costo di produzione di 50 centesimi, quindi l'agricoltore ci ha pure perso. E poi delle misure strutturali che vanno verso la riconversione varietale e verso la riconversione colturale. Probabilmente abbiamo vigneti vecchi, stanchi, delle cultivar che superati i mercati vogliono delle nuove culture e quindi ecco quello che chiediamo è degli interventi immediati che possono portare immediata liquidità alle aziende per fronteggiare le campagne prossime e future, le campagne agricole, e degli interventi strutturali che possano migliorare la produzione, valorizzare le produzioni giovani, espiantare le vecchie produzioni, sostituendole, perché dobbiamo guardare sempre l'aspetto ambientale e la coltivazione dei terreni, se no la desertificazione aumenta, e quindi a medio e lungo termine riprogrammare le nostre aziende agricole. Uno dei problemi che si è evidenziato recentemente anche a carattere nazionale è stato quello della mancanza di acqua, purtroppo, un problema che influisce particolarmente nel settore agricolo, ovviamente. Come Confagricoltura, sia Agrigento che regionale, ce ne siamo sempre occupati. Abbiamo sempre denunziato che in Sicilia ci sono circa 25 dighe non collodate che
non possono invasare acqua, o se la invasano a un certo punto devono sversarla in dei fiumi che peraltro non sono neppure puliti e quindi fanno danno alle culture sottostanti. Ahimè, quello che chiediamo è che possano venire collodate, che possano invasare acqua. Emblematico è la diga di Gibesi in provincia di Agrigento, in un territorio vastissimo che comprende non solo la provincia di Agrigento ma anche Caltanissetta, che ha una superficie di circa 100 ettari e che ahimè non invasa neppure un litro d'acqua perché le paratie sono aperte proprio per evitare il rischio di invasare e poi buttare. Ahimè, questo è un danno, è una beffa per gli agricoltori. Quindi nel momento in cui l'agricoltore con dei periodi di siccità come quelli che attanagliano gli ultimi anni, dato il cambiamento climatico, non ha la possibilità di poter irrigare i campi e poi di contro probabilmente arriva pure la bolletta del beneficio irriguo che non ha, veramente diventa, oltre al danno c'è una beffa. Mancano le dighe collodate, manca la canalizzazione, perché anche lì dove le dighe sono collodate e teoricamente hanno acqua da poter dare agli imprenditori, le condutture sono colabrodo, le condutture sono vecchie, quindi chiediamo con forza, e pare che questo governo regionale sia su questo indirizzo perché l'abbiamo più volte sollecitato, di rinnovare le condotte idriche per dare effettivamente e veramente un beneficio all'agricoltore. In quel caso lo può pagare, ma non in queste condizioni. Ecco, il governo di destra, centrodestra della regione della Meloni vi può dare delle risposte attive in questo senso, oppure diciamo ancora si fanno richieste inutilmente? Senta, personalmente mi sono trovato più volte a parlare con il ministro Lollobrigida, che è poi il ministro della sovranità alimentare, però dico, al di là dei colori politici, al di là del governo di destra o di sinistra, rosso, bianco, verde che sia, l'agricoltore non è colorato. Ecco, credo che l'agricoltura, quantomeno nel meridione d'Italia, influisce enormemente nel prodotto interno nazionale lordo, quindi io credo che debba esserci da parte loro una presa di coscienza che, mi ripeto, l'agricoltura oltre ad essere un problema economico è un problema sociale. Ecco, lanciavano un rischio allarme oggi in conferenza stampa il Movimento 5 Stelle di tanti soldi dei fondi europei che andrebbero persi. In questo senso verso l'agricoltura c'è questo rischio, ci sarà questo rischio? Senta, l'ho letto pure io, il momento è congiunturale, è vero o non è vero, sicuramente l'assessorato agricoltura negli ultimi anni, con il cambio di rotta che si è dato, diamogliene atto, tanti soldi sono spesi. Vero anche che i prezziari erano quelli vecchi, vero anche che la crisi russo-ucraina ha fatto lievitare del 500%, del 1000% il costo dell'acciaio, delle materie prime, quindi chiaramente un imprenditore che deve fare investimenti e che è legato a dei preziari che sono vecchi del 2015, del 2016, acquistando dei beni nel 2003 che costano 10 volte tanto, chiaramente ci pensa, e il rischio che i soldi impegnati possano essere non spesi c'è. Se poi la pubblica amministrazione nel tempo passato impiegava un paio di anni per le strutture pratiche, chiaramente il rischio ci può essere. La Sicilia, e concludo, nella graduatoria del settore agricolo in Italia a che punto è? Ma la Sicilia è stata sempre una delle migliori regioni per quanto riguarda l'agricoltura. Certo, oggi stiamo soffrendo tantissimo anche perché la Sicilia da questa parte del Mediterraneo, ma dall'altra parte del Mediterraneo, ahimè, ci sono tante produzioni che arrivano e quindi ci troviamo a essere frontiera, ci sono tante altre produzioni che arrivano in barba degli accordi di reciprocità che negli anni passati sono stati stilati e quindi con contingenti che superano ciò che era previsto. Significa che c'è un'invasione anche di prodotto estero che arriva sui nostri mercati, non contingentato, quindi oltre ciò che era previsto, che fa concorrenza alle nostre produzioni che hanno un costo di produzione di gran lunga superiore a quello che costa loro. Poi quello che c'è dentro in quei prodotti, ahimè, evitiamo di pensarlo, perché sicuramente i nostri disciplinari di produzione a livello europeo e mi permette di dire mondiali sono tra i più rigidi che ci sono. Negli altri c'è da rifletterci un po'.